bella. Invasione. Invasione del secondo arbitro. Ci siamo, Lisa? Ci siamo? Sì. 6-10 il punteggio. Ancora Spanò al servizio per la Jolly. Donato, libero. Froio, Remo dalla parte opposta a copertura, Varamo, il pallonetto non ci arriva, vediamo chi è l'alzatore. Totera. 6-11 il punteggio, continua la serie di Spanò al servizio. Spanò, molto Su buono. Iannace, Mazzuca, Stavolta mani out. Sì, stavolta mette a segno. Sì, scomposto Giacomo Varamo. Come si commenta? Mi sono dimenticato come si commenta. Mazzuca al servizio. 7-11. Ho freddo, ho fame. Puntorieri cambia all'ultimo da Paga. Varamo e Joe out. ed è out. Peccato, aveva lo spazio Varamo, poteva attaccare, cerca la diagonale ma va out. 8-11. No, perché salta? Salta, non lo sappiamo, tra la connessione tra il computer. Out il servizio di Mazzuca. 12° punto per la Jolly. 8-12. Giacomo Varamo al servizio. Varamo Su Donato, Froio. la parata di Spanò. Oh, Remo, tocco del muro. Froio di nuovo, è out. Tocco del muro? È indeciso l'arbitro? No, non c'è. Non c'è, no. Non c'è. Sì, infatti. 8-13, il secondo arbitro si è spostato nel campo del rende, quindi punto per il 5 frondi. 8-12, 8-13. Su Donato, Mazzuca. 13, tocca Varamo. 9-13 il punteggio. Come no? Era il 13° punto per la Jolly. Ce ne sta. Ma qua stiamo. Remo intanto out. Adesso È sbagliato quel punteggio, è sbagliato quel punteggio. Era match point. 9-13. Comunque chiama timeout la squadra ospitante. Ma cose turche. Questa sera cose turche. Diamo i numeri in questa partita. Io non ho mai visto cose del genere nella storia della pallavolo in generale. Cose turche. In generale. Datevi all'ippica. Mamma mia mamma. Mamma mia mamma. Mamma mia. Non vi mandano più ad arbitrare. Sì, ma caspita, siamo in 4 che lo teniamo. Qualcuno della federazione guardi la partita registrata. La lasciamo, questa qui la lasciamo. Glielo dobbiamo chiedere al mister. La chiediamo al mister, ma questa la lasceremo sul sito, così la potranno vedere tutti. Intanto attacca Iannace, c'è il muro. Ottima la guardia. Ancora Iannace, invasione di Pugliatti. 10° punto per Rende, che a quest'ora saremmo stati al 10-14. Sì, ma guarda, incredibile, sono assurdi. Sono cose da pazzi. 10-13. Esatto, quello non l'ha segnato. Mari
C'è Mari intanto al servizio, cambiato con il centrale. Caruso, se non mi sbaglio. Mari su Varamo. Pugliatti sceglie, trova Remo, poteva forse lasciarla, ma la prende ancora Remo. Iannaccia in bagger, Lazzata, poi il muro della Jolly, free ball, Puntorieri verso Pugliatti, Remo, pallonetto, viene presa, sì. Abbiamo vinto. 10-14, in teoria avremmo vinto. Abbiamo vinto. In teoria. 10-14 per l'arbitro e per il segnapunti il punteggio, 10-15 il punteggio effettivo. Pugliatti al servizio, +1 per la Jolly. Oh, sbaglia Pugliatti, sì. Primo match point sprecato, 11-14. È finita. Volta e risposta, 11-14. Puntorieri, Pugliatti dietro verso Remo, pallone che non tocca le travi, fortunato qui rende. Puntorieri, poi Pugliatti, Remo in pallonetto, ci arriva anche su questo e rende, non mi ricordo più i nomi. Spano attacca forte, c'è con il punteggio e adesso di 11-16. Con il punteggio finisce questa partita, 3 passa ore di partita, una partita che non finisce più. Gli arbitri sinceramente non meriterebbero la mano, però 11-16, questo sì che deve andare su pallavolisti. Una dopo l'altra ne è successo in questa partita e direi, io siccome sono abbastanza stanco e mi sono riempito, diciamo, qualcosina, possiamo chiudere qua. Direi di chiudere perché non vorrei che questi cominciano e dicono che non è fatta la partita, non è stata fatta e ci dicono che dobbiamo rifarla. Infatti. Comunque, applausi a un Rende. È un grandissimo Rende e una Jolly imbattuta. Un grandissimo Rende che ha coperto ogni punto del campo, davvero. Complimenti a Rende, ha lottato tutti dalla stessa parte. Sì, tutti dalla stessa parte, guardate. Una foto tutti insieme, Renato, guarda qua, che grande società sportiva. Deve venire su. Che grande società sportiva. Guarda il fair play, Renato, questo sì che è fair play. Questo sì che è fair play. Bravissimi. Un grande gesto della squadra, ottimo. Delle squadre. Davvero, bravi. Bravi. Una giornata all'insegna dello sport, possiamo dire. Ed esultano tutti insieme i ragazzi. Bravi. Complimenti. 3-2. Direi i parziali velocemente, Renato. I parziali sono 20-25 il primo set, 25-21 il secondo, 25-22 il terzo, 16-25 il quarto e 11-16 il quinto. Come? Grazie ancora. Aspetta che forse c'è Tomasello vuol salire. Ok, manderemo ora un attimo, Tomasello ci raggiunge. Ricordatevi 11-16. Tomasello, a questo punto se vuole salire lui. Sì, sta salendo. Dice che vuole dire qualcosa lui al microfono, perché sinceramente io non avrei niente da chiedere. Anche perché vorrei chiudere la diretta. No, vabbè, chiedi, che cosa chiedi? Chiedi quello che... Allora, ci cambiamo di posto, Gabriele. Devi saltare, togli le cuffie, salta. Salta ma non ti tirare i cavi dietro, Gabriele. E io salgo, sì. Eccolo. Tutti e due i mister, mettiamo le cuffiette a tutti e due i mister, Renato. Parlano loro, dai.
Se non c'è la diretta che facciamo? Noi sentiamo. Sentiamo, sì, sentiamo. No, devi fare una domanda tu. Vai, inizia tu. Dai. Intervistiamoci. Dai un commento a caldo su questa partita. Pensavi a una trasferta più semplice visto la differenza sulla carta? No, ma io pensavo e penso tuttora che la squadra che abbiamo incontrato sia un caso che sia lì in quella classifica lì, giustamente, perché secondo me c'è molta qualità, siete stati molto bravi a metterci il bastone tra le ruote, quindi sono contento che ne sia uscita una bella partita, tranne l'ultimo pezzo che siamo dovuti rimanere fermi per mezz'ora. Io faccio una domanda a te e dico: com'è possibile che in uno sport come la pallavolo, dove due amici, fratelli, che hanno giocato insieme tanto tempo fa, si rincontrano da allenatori, sappiano che cosa significa il fair play, e poi nei campi si vedono la gente che si picchiano, si sputano, si fanno? Questa è una cosa che secondo me non può esistere, cioè, solo nel nostro sport esiste una cosa del genere. Sono pienamente d'accordo. Diciamo che guardando il positivo, il bello dello sport, soffermiamoci a quello che è accaduto oggi, che si sono incontrate due squadre che hanno dato vita e battaglia a una buona pallavolo. Ci siamo divertiti, abbiamo dato spettacolo, il pubblico anche abbastanza numeroso, qui a 4 miglia quest'oggi, penso che si sia molto divertita, perché alla fine hanno visto una squadra, la prima in classifica, ovviamente una squadra molto preparata, sudare. Tu stai facendo un gran lavoro, hanno visto la tua squadra andare in difficoltà, perché oggi i miei ragazzi, oltre alla buona crescita che stiamo avendo durante l'arco dell'anno, oggi veramente hanno dato l'anima per mettersi in mostra. Ma io lo sai cosa mi ha colpito più di tutto? Il fatto che quando eravamo fermi, i ragazzi dall'una e dall'altra parte hanno cominciato a giocare a Begherone senza il nostro permesso, perché certo, non abbiamo detto niente. Certo, quindi questo nasce quando c'è il rispetto all'interno, esatto, a partire dalla società, dagli allenatori, anche dagli atleti stessi, che nonostante nei 4 set precedenti se le stavano dando di santa ragione, esatto, poi al quinto set, non appena c'è stato l'accaduto, sono riusciti a trasformare il tutto in maniera positiva in quello che deve essere lo sport. Io penso che questa sia stata la vittoria dello sport sotto tutti i punti di vista. Oggi senz'altro, dopo alcuni episodi brutte capitate nelle altre giornate, dove anche noi siamo capitati in una situazione spiacevole, anche commentati in maniera negativa sui giornali, in maniera falsa anche direi, oggi realmente abbiamo potuto dare prova di quello che siamo realmente. Siamo sicuramente una squadra che ci tiene a ben figurare, siamo una squadra che vuole giocare in maniera aggressiva, però quando siamo davanti ad una difficoltà che non è dettata soltanto dai giocatori in campo, abbiamo dimostrato che ci mettiamo del nostro per regnare quindi un cartellino verde. Un cartellino verde ce lo meritiamo. Grazie Marco, grazie. Bene, quindi direi che possiamo chiudere qui questa lunghissima giornata, questa lunghissima 19ª giornata di pallavolo. Vi ringraziamo per averci seguito. Alla prossima con le edicole Pianuccia.